Finalmente dal Palaferrarin di Breganze per questo derby del Torcolato tra i padroni di casa dell'Hockey Breganze e l'Hockey Sandrigo in questa 12ª giornata del massimo campionato di hockey pista stagione 2018-2019. Grazie al presidente Antonello Turle per questa opportunità di commentare il suo Breganze. Un ciao a Ivo Peretto, la voce storica breganzese temporaneamente assente. Ivo, qua speriamo di non sfigurare con le riprese dell'Esterna 1 di Studio7HD.com. Marian Munteanu, la voce di Domenico Tomba, qui accanto a me il fido Leonardo Darronco. Tanto pubblico come sempre qui a Breganze per questo derby attesissimo per capire se la squadra di casa potrà puntare ad un posto nella griglia della finale di Coppa Italia che si disputerà a Trissino, agli ordini di Andrea Davoli di Modena e Alessandro Canonico di Bassano. Questo incontro col Sandrigo che dopo la sconfitta in casa per 10-3 contro Tiene ha esonerato il tecnico bassanese Vidale, affidando la squadra a Francesco Marchesini, che fa quindi il suo debutto. Per il Breganze i derby portano bene: su 5 vittorie conquistate ben 4 sono arrivate con le squadre vicentine. L'ultima settimana contro il Trissino e ha battuto anche Valdagno. Breganze che rispetto allo scorso campionato dopo 11 partite agli stessi punti 18, e Sandrigo ultimo in classifica ma con Cacau capocannoniere con 19 gol. 17 ne hanno Ale Verona e Geppi Selva, 16 il Tata Tatarani. Bene Leo, intanto buonasera qui da Breganze e cominciamo con le formazioni in campo. Ciao Domenico, buonasera a tutti e ben collegati in diretta dal Palaferrarin di Breganze. Cominciamo con la formazione di casa, con il numero 10 l'estremo difensore del Breganze Bruno Sgaria, con il numero 29 il capitano Mattia Cocco, con il numero 2 troviamo Andrea Borgo, con il numero 9 Samuele Muglia, con il numero 14 Eloy Micias, con il numero 21 il vice capitano Gerard Texido, con il numero 3 Andrea Dalla Valle, con il numero 27 Lucas Martinez, con il numero 4 Guido Sgaria e con il numero 23 l'altro estremo difensore del Breganze Fabio Mabilia. L'allenatore del Breganze Diego Edgardo Mir Garcia. Vediamo poi la formazione del Sandrigo, con il numero 1 l'estremo difensore Andrea Dalzotto, con il numero 2 Giovanni Bordignon, con il numero 4 Francesco Gasparotto, con il numero 5 Alberto Pozzato, con il numero 6 il vice capitano Marco Poletto, con il numero 7 Paolo Chemello, con il numero 9 Giovanni Clodelli, con il numero 23 Federico Menin, con il numero 54 Claudio Lopez Selvafijo per gli amici Cacau, e con il numero 10 l'altro estremo difensore del Sandrigo Cristian Gasparotto. Allenatore Francesco Marchesini. Molto bene Francesco Marchesini, che debutta questa sera dopo l'esonero di Vidale, dopo la 10-3, la sconfitta in casa per Sandrigo. Vediamo di andare a capire gli starting five. Sandrigo che parte con Dalzotto in porta, Cacau, Clodelli, Pozzato e l'altro chi è? Poi andiamo a vedere il numero, con il numero 6 è Marco Poletto, perdonate. Dall'altra parte la risposta di Breganze è Bruno Sgaria, e notate che gli abbiamo domandato come dobbiamo chiamarlo per non sbagliare stasera. Bruno Sgaria tra i pali, Capitan Cocco, Mattia il numero 29, Eloy Michans e Gerard Texido. L'ultimo del quintetto è Lucas Martinez. Diciamo prima una partita, ne abbiamo parlato con Antonello Turle, da prendere con le molle per Breganze. Sandrigo che non ha assolutamente nulla da perdere, è alla disperata ricerca di punti per la salvezza. Viceversa questi 3 punti servono tantissimo a Breganze, perché con questa e la prossima partita si può giocare un'ottima posizione in griglia playoff naturalmente per la Coppa Italia. Leo, tu la partita qua come la inquadriamo? Ma sai, penso che il Breganze sia una delle squadre più complete del campionato, e sono anche convinto che comunque il 7° posto in classifica del Breganze non rispecchi appieno le potenzialità e le doti che la squadra ha in questo momento. Penso che comunque sia dotata di giocatori grande talento e grande esperienza. Dall'altra parte il Sandrigo sembra aver trovato un po' la quadra della situazione nelle ultime partite, è riuscito a portare a casa i primi 2 punti stagionali. Sandrigo non deve essere assolutamente sottovalutato, come dicevi te, perché là davanti ha il capocannoniere del campionato
Cacau, quindi sicuramente sarà una bella partita. Di Claudio Cacau, che con 19 reti è appunto al comando della speciale classifica dei marcatori, nonostante la sua formazione navighi all'ultimo posto, ma i derby, e anche questo, sono sempre partite a sé. Abbiamo 4 su 5 delle vittorie di Breganze che quest'anno arrivano proprio contro le squadre vicentine, contro i derby. Andiamo in diretta, Martinez intanto a scambiare per Michans, uno dei migliori talenti visti in campo in questo campionato, l'esperienza di Capitan Cocco a gestire poi la squadra. Michans che si libera per il tiro, prova la botta ma non va, recupera subito Cacau che fa ripartire i suoi. Questo è Clodelli, un'altra delle promesse dell'hockey vicentino. Grande botta ancora, cercato il 7 Cacau, gli risponde da par suo Bruno Sgaria. Abbiamo già visto qualche conclusione pericolosa del Sandrigo, in attacco soprattutto con Cacau può essere davvero pericoloso. Ma diciamo che qui il Sandrigo gioca l'arma della freschezza e velocità, sicuramente molto più talento ed esperienza in campo per Breganze. A Maxton Martinez piace un sacco, l'anno scorso a Monza gran campionato il suo, però come abbiamo detto prima anche nel pre-partita proprio con Antonello Turlo, vediamo un po', attenzione, gran palla dentro di Capitan Cocco, non riesce a concludere Texido. Subito la rispostona dall'altra parte, deve metterci del suo Bruno Sgaria, ben postato un metro fuori. Si ritmi subito molto alti, Sandrigo e Breganze scagliano già i primi colpi. Ancora Eloy Michas, recupera pallina Cacau che riparte dal fondo per Clodelli, uno scontro, va giù Clodelli su un contatto con Michas. Sì, fallo di squadra, il primo fischiato a Breganze. Una bella presenza anche dei tifosi qui alla nostra destra, dei tifosi sandricensi. D'altra parte i due palazzetti distano veramente una manciata di chilometri, quindi vicinissime qui le due formazioni. Direi che è il derby più derby di tutti del campionato italiano. Questo gran palla intanto recuperata, va Martinez, vediamo un po'. Per la battuta con Eloy Michans e Gerard Texido. Vediamo la scelta di Capitan Cocco, sceglie di giocarla, ancora Cocco, si gira, trova il gambale di Cacau, Clodelli non arriva sulla palla, ancora Cocco in azione. È un Breganze che non deve avere fretta, l'ha detto prima, ne parlavamo proprio con il presidente Turle, perché se la metti sulla velocità sto Sandrigo può farti molto male. Martinez, la gran botta, la sblocca subito lui. Subito il tiro dalle tre quarti di Martinez che va a insaccare il primo gol del Breganze e porta così in vantaggio la sua squadra. Davvero... Gran gol di Martinez che fa vedere di che pasta è fatto. Siluro a sinistra di Dalzotto, niente da fare. Qua se gli lasci un metro, questo qui se può prendere anche la mira sono dolori. Abbiamo già visto Martinez molto bravo nella fase offensiva e anche questa volta non ha deluso le aspettative del Breganze. Giovane talento, primo anno per lui, arriva da Monza, dove ha fatto molto bene lo scorso anno, sta facendo molto bene anche qua. Dunque derby la sblocca subito Breganze. Riparte Mattia Cocco, centrocampo ancora per Martinez, Michas, Cocco ancora. Preferisce ricominciare da Texido al centro Michas, palla recuperata da Clodelli dietro porta, rincorso sempre da Michas, pressa alto Breganze. Ancora Cacau, centrocampo per Pozzato, fuori per Poletto. Davvero Breganze pressa molto alto. Pozzato, Poletto. Sta giocando a uomo, una scelta di Mir di andare a giocare, gran palla, attenzione, miracolo di Sgaria, mamma mia, lì riparte duello ravvicinatissimo. Pozzato Sgaria, la meglio il portierone breganzese che chiude la porta al numero 5 bianco-azzurro.
Ancora Micias per Tixido, dietro porta per Martinez, prova un varco, riparte però Poletto. 3 contro 2, vediamo un po', Poletto cerca la conclusione. Chiuso bene da Coco, riparte Tixido, ancora per Micias. Breganze che spinge molto in questa prima fase. Ancora Micias per Tixido. Coco con la fascia da capitano, dietro per Martinez. Martinez fa ripartire da dietro Micias, prova lui. Tutto chiuso, difendono bene lì sull'uomo a centropista, palo clamoroso con bello il tiro di Coco, riparte Cacau per Clodelli, cerca il varco al centro, niente da fare. C'è il fallo lì, pallina che era dietro la riga rossa, non può andarla a colpire. Ci sarà punizione a favore di Sandrigo, angolino basso. 19-18 alla fine, dopo i primi 6 minuti Braganza è avanti 1-0 grazie alla gol di Martinez, sta bordata dalla tre quarti che per ora sblocca il risultato. Riparte Albertone Pozzato, ancora Clodelli, prova un po' di giro 3 qui Sandrigo, basso poi per Cacau, non ha avuto grandi occasioni finora l'ex di turno, molto ex. Ancora Micias, ci mette il fisico, Eloy Micias, gran palla, Martinez accompagnata, niente da fare. Tutto solo Martinez al limite dell'area. Ancora Martinez. Gli lasciano un po' troppo spazio qui, perché se gli lasci un metro, Pozzato intanto che riparte per Clodelli, se lasci spazio a Martinez è durissima, devono chiuderlo prima i difensori bianco-azzurri. Intanto c'è un cambio. Sì, deve essere molto dura la difesa del Sandrigo contro un attacco come quello del Breganze. Esce Poletto, arriva Giovanni Bordignon. Ancora Pozzato, centrocampo per Bordignon. Gestisce palla ancora per Pozzato. Clodelli prova in mezzo, nessun problema per Sgarria. Braganza che adesso pressa comunque alto, c'è Micias sul portatore di palla, va a uomo la formazione di Mir, ne fa fuori due, bravo Pozzato, poi deve scaricare Clodelli dietro, cerca la botta, ancora Sandrigo, duellone di fisico lì, alla meglio Cacau, di mestiere, di esperienza. Claudio Lopez Selva, Bordignon che cerca la porta per la deviazione al volo di Cacau, ci mette la stecca Micias per Martinez, giro a 3 del Breganze, fallo intanto a favore del Breganze. Il secondo fallo di squadra fischiato a Sandrigo per questo contrasto stecca contro stecca. Canonico alza il braccio, Micias per Tixido, Breganze che adesso sta un po' gestendo la situazione. c'è un Braganza che ragiona, non ha fretta di andare a forzare i ritmi proprio per evitare di essere colpito in contropiede, ha deciso di giocare 1 contro 1 qui. Bella palla recuperata da Clodelli che poi prova ad andare via. Eloy Micias, scusate, Micias su di lui. Pozzato che cerca una bordata, attenzione. Abbiamo visto già qualche tiro dalla distanza del Sandrigo a cercare la deviazione in mezzo per Cacau. Appena sopra la traversa di Bruno Sgarria. Intanto in pista con la sua, riconoscibile con la sua fascetta. Ci ha abituato così ancora da quando giocava con l'SPV Viareggio, Samuelone Muglia, numero 9 rossonero. Intanto Sandrigo che riparte, scaricare Bordignon largo Pozzato, ancora Bordignon che deve gestire palla lì, la fa un po' da, scusate, è l'altro Gasparotto, portate pazienza, il numero 4. Doppia risposta, Cacau che riparte 1 contro 1 su Tixido.
prova la botta, non trova la conclusione. Ancora Martinez. Quindi Gasparotto adesso su Texido. Muglia che scarica fuori per Capitan Coco a gestire pallina retroporta. Buono gioco del Breganze che non vuole forzare, vuole gestire la situazione, a cercare un varco in mezzo, forse un po' meno irruento in questa fase rispetto a Sandrigo. Attenzione! Dalla La gran distanza. botta ancora! Capitan Coco! Pallina incredibile! Vede il varco, prova il tiro e porta a casa un grande gol il capitano del Breganze, Mattia Coco. Palo gol del Tia, niente da fare per Dalzotto, pallina missilata a sinistra lì, teleguidato qui lo stinger di Mattia Coco. 2-0 Breganze, la formazione di casa è davvero scatenata questa sera. Sbaglia intanto il passaggio Pozzato, recupera Gasparotto. Va giù Martinez, attenzione, pallina che finisce in tribuna. Mamma ragazzi, che missilata di Mattia Coco, trova un gol, vorrei dire alla Campagnolo che stasera non è in campo, sul palo sinistro. Sì, ha sorpreso un po' la difesa del Sandrigo, sicuramente. Un po' coperto anche Dalzotto, probabilmente che non puoi aspettarti un tiro da dietro alla metà campo. Sicuramente Dalzotto è stato coperto. Tanto ancora Coco per Martinez. Martinez da doppia dentro. finta, si libera, cerca, lanza e schiaccia, c'è il numero. Attenzione però. Vediamo cosa dicono. No, gli arbitri fischiano. No, ma la pallina era sotto la trave, vabbè. Situazione dubbia. Niente gol da quello che si è capito. C'era stato il numero di Martinez, che adesso è meglio farlo accomodare in panchina perché dovrà sbollire il nervoso. Time out intanto proprio per Sandrigo. Davvero bella azione quella di Martinez, un grande gesto tecnico. Io approfitto di questo time out per salutare Claudio Pasqualin, l'avvocato nonché cultore del torcolato. Ne abbiamo parlato prima di questo vitigno autoctono con uva vespaiola, è un DOC dal 1969, giusto lo chiamano anche vino pasquale perché poi viene usato durante le celebrazioni eucaristiche. È comunque un vinello che bisogna sicuramente provare se si passa da queste bande. Ecco Claudio, spero di aver detto tutto giusto, se ho sbagliato qualcosa poi tu trovi sicuramente il modo di farmelo sapere. Squadre che intanto rientrano in campo, Braganza avanti 2-0 in questo super derby. Riparte Sandrigo con Pozzato, Bordignon, Gasparotto, numero 4. Colpita a terra, palla che rimarrà nelle stecche bianco-azzurre. Ancora Cacau, retroporta, gestire Sandrigo. Pozzato che riparte dalla metà campo, tutto chiuso, sempre uomo la formazione di Mir, formazione di casa. I rossoneri avanti 2-0 grazie ai gol di Martinez e Coco. Due tiracci dalla distanza, in particolare quello di Coco, veramente un missile teleguidato sul palo basso della porta di Andrea Dalzotto. Riparte intanto Breganze. Scontro lì sulla balaustra, Gaspozzato in possesso palla, non riesce, un po' impreciso qui nel controllo, ancora lui, un po' il motorino direi Leo del Sandrigo in questa fase. Il numero 5 Alberto Pozzato. Ancora Bordignon, Gasparotto, centrocampo, giro a 3 con Pozzato. Cercano là davanti Cacau che è marcato molto stretto dal Breganze. Ancora recupera una grande pallina Texido. Prova il passaggio al centro per Coco, dice di no Gasparotto.
Bravo ad aspettarlo lì il bianco-azzurro. Ancora Mattia Cocco, autore della seconda rete breganzese. Intanto dentro per il Breganze anche Sgaria. E l'altro Sgaria questo, Francesco Checco Sgaria. Guido, scusate, Guido Sgaria, che l'altro è l'altro è Bruno a difendere la porta. Mattia Cocco largo proprio per Sgaria, deve andare al tiro Breganze. Prova in mezzo a due, ci prova di nuovo Cocco, palla che va alta, vediamo. Buon tiro di Cocco sull'inventiva di Sgaria. E riparte Sandrigo dal fondo con Pozzato. Subito alto per Cacau, che si trova già oltre la metà campo. Deviazione di Bordignon, che finisce però sugli spalti. La risposta di Sgaria l'ha aspettato lì sulla deviazione. Ancora il Sandrigo con Cacau a battere questa punizione. Entra intanto il numero 7 del Sandrigo, Paolo Chemello. Subito al centro per lui, rispostona di Bruno Sgaria, che non si fa trovare impreparato. Riparte Guido Sgaria per Muglia. Martinez per Cocco. Gestisce bene Martinez. Cerca un compagno là davanti, lo trova in Muglia. Ancora a Cocco. Gran circolazione di palla del Breganze. Martinez, palla che si impenna, resta rossonera con Muglia. Vede Cocco libero, Cocco contro Cacau, rispostona quindi di Azzotto. Ancora Sgaria per Muglia. Parte bene Muglia in velocità, fermato da Gasparotto. Buono recupero palla del Sandrigo. Ancora Gasparotto, preferisce fermarsi e ricominciare con più calma. Cacau cerca un varco. Buono il passaggio di Chemello, intercettato da Cocco. Riparte ancora il Breganze con Cocco per Sgaria. Gesto tecnico bello. Peccato il tiro fuori di Mattia Cocco. E rispostona di Sgaria. Sul tiro di prima di Chemello, bello l'assist dentro di Cacau, bella azione qui, l'ha visto libero, un po' colpevolmente libero qui per la difesa rossonera, un momento di disattenzione, ci ha messo una pezza super Bruno lì. Ancora Martinez, attenzione alla sciabolata morbida di questo numero 27 che ha già fatto danni all'inizio di questo primo tempo. Samuele Muglia cerca l'alza e schiaccia, lo trova anche, non trova però la porta. Subito Cacau dall'altra parte. Ci ha provato anche Sgaria sul ribattino, ma dice di no Cacau. Ancora Clodelli. Gasparotto per Chemello. In velocità prova il tiro dalla distanza, ma risponde Bruno Sgaria. Dietro porta il Sandrigo con Chemello, che ricomincia dal fondo con Gasparotto. Ancora per Chemello. Intanto da sottolineare incessante supporto della tifoseria ospite del Sandrigo per la formazione bianco-azzurra. Dall'altra parte i mai stufi qui di Breganze. Davvero una bella presenza quella di entrambe le tifoserie. Ancora Breganze che gestisce la situazione in questo momento. Poi impreciso qui Martinez nel scaricare su Sgaria. Cocco per Martinez, poi taglia e va sul fondo. Martinez, ancora lui sotto la traversa, grande assist del capitano. Golasso qui Leo. Bella la doppietta di Martinez, che mette una bella firma in questa partita. Lasciato forse un po' troppo solo dalla difesa del Sandrigo e non ha aspettato un attimo per metterla nel sacco. Ma secondo me è proprio il caso di farlo, bisognerebbe farlo presente qui, perché
Se gli lasci un metro a questo prende anche la mira, non c'è niente da fare. Cioè. Abbiamo già visto Martinez essere molto cattivo, molto preciso là davanti, e anche questa volta non ha sbagliato. 2 su 2 per Martinez. Dunque costretto per la terza volta sul dischetto di centrocampo il Sandrigo, un Braganza che sta gestendo con estrema tranquillità un 3-0 che per quello che si è visto in campo finora ci sta tutto. Ci prova Clodelli per Chemello, Gasparotto a cercare proprio Cacau, giocatore più atteso del Sandrigo, capocannoniere della Serie A con 19 reti. Vedremo se anche stasera saprà incrementare il suo bottino personale. Chemello largo, scarica proprio su Gasparotto, c'è Martinez su di lui. Difesa impeccabile finora, a parte un paio di sbavature direi di Sandrigo, scusate, di Breganze. Recupera pallina il Breganze con Micias per Sgaria, ancora Micias, Sgaria per Muglia, prova a inserirsi, riparte da centrocampo con Micias. Qui di Gasparotto, intanto Braganza che insiste al limite dei 45 secondi, ne mancano 7,50 alla fine di questo primo tempo, con la formazione di casa avanti 3-0. Braganza che non vuole assolutamente forzare, cerca il varco, altrimenti se non lo trova gioca al limite dei 45 secondi. Intanto ancora Sgaria prova sul primo palo a sorprendere Dal Zotto che dice di no, riparte Cacau, si accentra ma non trova nessuno in mezzo all'area e ricomincia per Gasparotto, ancora Clodelli per Chemello, Sandrigo che cerca là davanti Cacau, marcato molto stretto dal Breganze, riparte Sgaria al centro per Micias, nulla di fatto. Ancora Martinez, dietro per Sgaria, dietro porta per Muglia che ricomincia per Micias, tiro dalla distanza intercettato dal Sandrigo che riparte con Clodelli, ma Breganza recupera un'ottima pallina deviata poi dal Sandrigo, riparte Clodelli. Clodelli con calma a chiamare i suoi, Chemello prova a incrociare con Cacau. Ovviamente, come dicevi prima Leo, marcato non stretto, di più. Sì, Breganze sa che là davanti Cacau è molto pericoloso e non dà nessuno spazio al giocatore. Ancora Muglia al centro per Martinez, i due non si capiscono, riparte Gasparotto per il Sandrigo dal fondo. E Bruno Mer che tiene Sgaria ultimo uomo davanti al fratellone, Clodelli che si deve sganciare, ancora Gasparotto. Fa fatica a guadagnare metri qui Sandrigo. Clodelli adesso in area, ha cercato una buona conclusione, troppo alta. Buona idea di Clodelli che finisce appena sopra la traversa. Ancora Clodelli, prova alza e schiaccia dietro porta, dice di no Muglia, palla ancora del Sandrigo che riparte con Chemello. Clodelli preferisce ricominciare, deve andare al tiro, palla che si impenna. Ripartono i 45 secondi per Breganze con Martinez che arriva come un tuono e trova una conclusione appena fuori. Si è bevuto costa to costa di Martinez. Intanto nel Sandrigo rientra Poletto per Clodelli.
Cacao largo, buona l'idea di Chemello per Cacao, ma fu buona guardia la difesa rossonera. Adesso direi, Leo, partita che Braganza che sta provando un po' ad addormentarla. Sì, vediamo il Sandrigo fa molta fatica a inserirsi, prova qualche tiro dalla distanza a cercare una deviazione in mezzo all'area, ma il Braganza lì in difesa c'è e l'ha dimostrato. Ancora scadono i 45, ci sarà time out Sandrigo. Bruno Mir che vuole spiegare qualcosa ai suoi. Finora partita, dicevamo, che si è un pochino adagiata, un po' addormentata su quella che è forse un po' la differenza principale in campo. Braganza che affonda quando vuole, Sandrigo che invece ha come unico terminale offensivo Claudio Cacao, quindi qualche difficoltà in più per la formazione del neo allenatore Francesco Marchesini. Un Braganza avanti 3-0 quando mancano 4:25 alla fine di questo primo tempo. Abbiamo visto il Braganza come sta cercando di gestire il più possibile la situazione in fase offensiva, sta cercando un po' di cristallizzare la partita. Riparte intanto il Sandrigo, anzi riparte il Braganza, scusate, con Texido a battere la punizione per Martinez. Ancora Micias per Texido. Pozzato, Bordignon, Chemello e Poleto, uomini di movimento per il Sandrigo. Muglia e Martinez, Muglia cerca il numero, grande alza e schiaccia qui. Bella l'azione personale di Muglia. Ha fatto un gol così a Valdagno proprio su questa pista. Un giocatore molto preparato tecnicamente. Vediamo Muglia. Fallo intanto del Sandrigo. Riparte Braganze con Texido per Micias. Ancora Texido. Scambia Martinez. bene preciso qui Martinez, poi si accentra, ricarica la botta, fuori di un niente. Lasciato tutto solo Martinez. Sì, troppo spazio a Martinez, qui bisogna, se non lo chiudi questo qua spara bordate ogni volta che ne ha la possibilità. Sì, deve stare molto attento il Sandrigo in difesa. Martinez è davvero letale, cambio di direzione, subito tiro. Ancora Poletto per il Sandrigo. Pozzato, marcato stretto da Texido, si libera bene Pozzato e ha da fare le sue, deve scaricare fuori su Bordignon, non si passa lì Texido, mastino d'area. Ancora Braganze difende molto alto, va a pressare alto e fa bene. Braganze riconquista la sfera, la pallina. Ancora Martinez a ripartire. Martinez, Muglia, buono il minutaggio anche per Samuele Muglia stasera. Martinez, Texido, ma ancora Martinez, un po' più stretto adesso su di lui la marcatura, gioca da ultimo uomo, riparte da dietro, attenzione ancora lui, si lamenta Martinez. È stato un tocco tutto regolare, nulla di fatto, la botta e la relativa rispostona col guantone. Buono il tiro in crociare di Pozzato. Tanto riparte Braganze con Muglia. Ma Tunnel, attenzione lì. Ha fischiato un pattino contro il Braganze. Bella l'azione, il gesto tecnico di Samuele Muglia con il numero 9. Altro time out per Mister Mir. Avrà 30 secondi a disposizione. Braganze che sta giocando una partita quasi perfetta. 2-0-9 ancora da giocare, Leo. Braganze non ha sbagliato niente, sta gestendo un 3-0. È una partita che
consentimi, non è neanche semplicissimo commentare perché c'è una considerevole differenza di performance in campo. Sì, davvero un ottimo Breganze, ha saputo segnare quando doveva farlo, ha difeso bene quando c'era da difendere, sta giocando davvero molto bene. Una Attenzione, partita difficile per il Sandrigo, intanto Pozzato prova la conclusione, dice di no ancora una volta a Sgaria. ancora Pozzato scatenato, poi va giù Muglia, nulla di fatto, ancora Muglia, Eloy Michels largo Texido, Gerard Texido, Martinez, Samuele Muglia, adesso bella finta qui, cercato l'assist dietro, Texido si accentra, trova anche la conclusione, fa buona guardia stavolta Dazzotto, ora Poletto, vediamo un po', attenzione c'è cartellino blu, per Bordignon. Sembrava di aver visto un blocco da Non ha parte di avuto Bordignon. dubbi Davoli. È arrivato molto deciso Non l'arbitro. abbiamo la VAR qui per capire esattamente cosa ha fischiato Davoli. Punizione di prima per il Breganze. Quindi opportunità per Gerard Texido, 1:22 da giocare in questo primo tempo. Cartellino blu per Bordignon. Dazzotto contro Texido, tutto pronto, parte Gerard Texido, un gancio e un altro, l'alza e schiaccia sotto al guantone di Dazzotto, niente da fare. Magia di Gerard Texido, con un'alza e schiaccia riesce a spiazzare Dazzotto. Segniamo la quarta rete breganzese, 1:19 ancora da giocare in questo primo tempo. Porta il poker d'assi Texido al Breganze, 4-0. 4-0 e Sandrigo che dà la sensazione di comunque non mollare, di provarci in tutte le maniere. Adesso senza Cacao in campo, manca anche un terminale lì davanti. Con il tiro di Poletto. Sulla ribattuta ci ha provato Chemello, non ha trovato la pallina. Riparte Chemello per Poletto. Cerca un compagno là davanti, trova Clodelli. Ancora dietro per Pozzato. Difficile per il Sandrigo trovare un varco nella difesa del Breganze. Poletto. Un Breganze che tra l'altro pressa anche alto, poi qui c'è l'errore. Martinez Michels, ancora Muglia. Riparte Ultimi 25 secondi di questo primo tempo. Poletto per Pozzato. Ora Sandrigo proverà l'ultima incursione di questo primo tempo. Poletto. Passaggio per Clodelli. Chemello. Pressa molto alto Breganze. Finisce così il primo tempo. Non riesce ad andare al tiro Sandrigo. Termina il primo tempo qui a Breganze al Palaferrarin. Squadra di casa avanti 4-0 grazie alle reti di Martinez, Cocco, ancora Martinez e poi Gerard Texido su punizione di prima. È tutto per noi da Breganze, ci risentiamo fra una decina di minuti, restate con noi.
Ferrarin di Breganze per questo derby Breganze-Sandrigo, primo tempo che vede i rossoneri di casa del presidente Turle e di Mister Mir avanti 4-0 sulla formazione di Mister Marchesini. I gol di Martinez, la doppietta Cocco e Gerard Texido su punizione di prima. Un primo tempo, Leo, che Breganze ha gestito in maniera direi perfetta, il risultato gli dà ragione, 4-0, adesso rimette in campo la miglior formazione per affondare ulteriormente, vediamo come saprà reagire Sandrigo. Sì, credo che Breganze sta giocando una bellissima partita, ha segnato quando doveva farlo, ha difeso quando c'è stato bisogno, partita giocata da manuale. Vediamo come andrà il secondo tempo, riparte intanto Martinez dietro porta. Intanto cerco di individuare gli starting five delle due formazioni. Sandrigo con Clodelli, Poletto, Pozzato e Cacau. In porta naturalmente Andreone e Dalzotto. Dall'altra parte Breganze con Michans, Martinez, Cocco e Texido. In porta Bruno Sgaria. Ancora Martinez, largo per Michas. Texido cerca un varco ma preferisce ricominciare, limite dei 45 secondi, deve andare al tiro Martinez appena sopra la traversa, riparte Sandrigo, Cacau per Clodelli, al centro per Pozzato, buona la respinta di Sgaria, ancora dietro porta Pozzato, ricomincia dal fondo con Clodelli per Poletto. Diciamo che è un Sandrigo che fa tutto bene, però poi ha difficoltà lì a finalizzare sull'unico reale terminale offensivo, Claudio Cacau. Sì, abbiamo visto come il Breganze sta difendendo molto bene, va a pressare molto alto e lì davanti in area non lascia nessuno spazio a Cacau. Sandrigo che deve inventarsi qualcosa per provare a sorprendere il Breganze. Ancora Martinez. Largo Martinez per che ha Texido. avuto qualche possibilità di troppo secondo me in questo primo tempo. Durante il primo tempo gli lasci un metro, è veramente, come l'hai detto tu, letale questo giocatore rosso-nero, ne ha cacciati già dentro un paio. Sì, davvero molto concreto lì davanti Martinez, doppietta questa sera per lui, sbaglia davvero pochissimo, deve stare molto attento il Sandrigo. Ancora Cacau prova a inserirsi con un alza e schiaccia dietro porta, nulla da fare però, riparte quindi Breganze con Michas sotto gamba, bello il gesto per Texido. Ancora Texido a centrocampo per Capitan Cocco, marcato duro da Clodelli, difende bene la pallina Mattia Cocco, in mezzo per Martinez, prova il numero. Ancora Martinez, carica la botta fuori di un metro a destra della porta difesa da Dalzotto. Pozzato su Michans, l'altra manà 2 contro 2, vediamo un po'. Cocco prova tutto lui, un altro Stinger, linea alla collezione. Dove li ha trovati il capitano rossonero? Ancora una volta gran tiro di Cocco, doppietta anche per lui questa sera e porta il suo Breganze a un punteggio di 5-0. Missilata ancora di Capitan Cocco, prende la mira, aggancia il bersaglio, poi tira il grilletto, ne esce una pallina imprendibile per Dalzotto. 5-0 Breganze che adesso naviga tranquillo. Si è messo un po' il risultato in cassaforte il Breganze. Anche perché continua a gestire, vediamo un po'. Ci sarà pattino, palla che torna nelle stecche del Sandrigo. Trovato un gol veramente di pregevole fattura qui Capitan Cocco. Sì, davvero un giocatore con grande talento, ha trovato un bellissimo tiro, è riuscito a finalizzare. Capitano qui, ex capitano anche in quel di Valdagno, giusto per non tradire qui le nostre
origini. Riparte Michels, attenzione, si accentra, fa tutto lui, subisce anche la difesa del Sandrigo, altro numero di Martinez che da quest'anno questo tipo di azioni sono consentite in area, colpire di taglio, scivola Clodelli, si rialza prontamente, pallina ancora sua, però davanti non c'è nessuno là in mezzo, la botta di Poletto, non si fa sorprendere Bruno Sgaria. Ancora Cacau che deve fare un po' di tutto adesso in questa formazione, oltre che il terminale offensivo deve fare anche un po' il regista. Stoppato il suo tiro. Insomma, Braganza che gestisce, che comunque tiene buoni ritmi ancora in questa partita. Altra botta di Mattia Cocco in due tempi. Poi l'altra grande assist di Cocco. Bello l'assist di Cocco per Martinez, lasciato forse un po' troppo libero dalla difesa del Sandrigo. Martinez tutto solo, deve solo cacciarla dentro. Beh, Dalzotto stava ancora dall'altra parte a coprire il palo dove ha fintato il tiro Cocco per poi passarla al numero 27. Non ci ha pensato due volte Martinez. Passano 2 minuti e andiamo 6-0. Ancora Martinez, 3 gol per lui. Serata d'oro questa per Martinez. Riparte ancora Cacau. Breganze che difende molto duro. Bordignon, attenzione, il gol! Cacau! Il gol del numero 5 è proprio lui. Trova il ribottino lì sotto porta Cacau. Gol numero 20 per Claudio Lopez Selva Cacau. Tra l'altro ex del Breganze Cacau porta il suo Sandrigo il primo gol. Quindi cambia il punteggio ancora nel giro di 3 minuti, anche meno, 3 reti qui. Siamo 6-1, il gol del Sandrigo. Anche Cacau abbiamo visto, se ha un po' di spazio lì davanti la butta dentro. La pallina che era rimasta lì sembrava assolutamente innocua, ci ha messo la stecca Cacau in modo assolutamente regolare. C'è fallo di squadra proprio sull'autore del gol del Sandrigo. Si era lì appostato in area Cacau, è riuscito. Poi molto bello qui, batti la stecca con Mattia Cocco. Ancora Clodelli largo, vediamo un po'. C'è Michels a fare la guardia lì, pressa comunque alto, cerca la conclusione da lontano. Abbiamo visto il Sandrigo costretto al tiro dalla distanza in diverse occasioni, cercando poi deviazione o ribattino lì davanti. Proprio su uno di questi tiri è riuscito a ribadire in gol Cacau. Cocco adesso per Michels che si allarga, ancora Cocco, poi sbaglia la ripartenza. Martinez cerca un numero, bravo Dalzotto qui sull'alza e schiaccia di Martinez. rispostona di Dalzotto, riparte Michels, ritmi che si sono di nuovo alzati. Il Braganza che d'altra parte ha gestito il primo tempo, ancora molta benzina, batteria, lì chiamiamola come vogliamo. Sì, adesso Braganza sta un po' imprimendo il suo ritmo ai danni del Sandrigo. 18-27 da giocare qui al Paraferrarin, Braganza avanti 6-1. Già avuto diverse occasioni in questo secondo tempo il Braganza lì davanti. Riparte intanto il Sandrigo, perde palla a Cacau. Ancora Michels per il Breganze, Cocco finta il tiro in mezzo per Michels, capisce tutto Clodelli, riparte per Cacau. Ancora Poletto, tutto solo. Gran gol di Poletto. Poletto sul primo palo. Gliela metto sul primo palo. Golasso qui, attenzione. È riuscito a sorprendere Bruno Sgaria. Bello il contropiede del Sandrigo e Poletto insacca il secondo gol della serata per il Sandrigo. Parziale 2-2 in questo secondo tempo. Costretto per la seconda volta il Breganze
sul dischetto di centrocampo. Occhio perché le partite qui non finiscono mai, ritmi che si sono improvvisamente alzati, partita che si infiamma. Sandrigo che vuole se non altro provarci. Le partite non finiscono mai, Breganze che adesso deve ricominciare a gestire. Ancora Texido. Diciamo come fosse appena cominciato il secondo tempo, ha sempre 4 reti di vantaggio la formazione di casa. Però questa doppietta significativa della voglia di... Mamma mia che gesto tecnico di Martinez. Sullo scadere dei 45 secondi. Ci ha provato ancora Clodelli. Contropiede per il Breganze. Texido per Micias di prima. Dice di no Poletto. Ancora Texido. Si accentra, prova il tiro che finisce alto. Ancora palla Breganze per Cocco, palo. Ancora Cocco per Texido. Preferisce ricominciare. Sì, giocano al limite dei 45 comunque. Giusto così, Breganze non deve forzare in questa fase. Ancora Texido. Subisce un blocco Poletto. Ancora Texido. Recupera palla sempre Poletto. Contropiede Sandrigo. Abbiamo già visto Sandrigo pericoloso nei contropiedi. Bella anche la conclusione di Poletto che però non trova la porta. Deve stare un po' più attento il Breganze sui contropiedi del Sandrigo. E sul secondo gol non completamente incolpevole Bruno Sgaria sul suo primo palo. Attenzione ancora Micians. Entra intanto palla che resta lì, dormita qui clamorosa, attenzione. Rischio incredibile per il Sandrigo, ancora Pozzato per Clodelli. Entra intanto Bordignon per il Sandrigo. Breganza adesso con Muglia. Ancora Clodelli dietro per Pozzato. Oltre la metà campo, prova il tiro. Un po' coperto Sgaria. Pericoloso Sandrigo in questi tiri dalla distanza. Ancora Martinez. Palla deviata che finisce fuori. E il risultato che adesso è, non possiamo dire in bilico, ma comunque è come fosse appena cominciato il secondo tempo. 6 gol per Breganza e 2 per Sandrigo. Un secondo tempo sicuramente più infuocato. Se contiamo solo il secondo tempo vediamo 2 gol Breganze e 2 gol Sandrigo. Sì, un buon parziale se non altro per la formazione del debuttante Francesco Marchesini. Ancora il Breganze con Martinez. Pressa un po' più alto adesso Sandrigo. Cocco ricomincia per Martinez. Prova in velocità Martinez. Costretto però alla sponda sinistra della pista da Bordignon. Bella la palla recuperata da Sandrigo. Bordignon. Non ci pensa un Bordignon, poi lì un po' precipitosa la conclusione di Bordignon. Bianco-azzurra, pericolosissimo il Sandrigo, vicino al terzo gol. Scivola attenzione. Bordignon, scarica la palla sul fondo. Ancora Muglia per Micias. Buono Muglia lì davanti, ancora Micias e poi sul ribattino Martinez con il numero 27. Doppio miracolo di Dalzotto, ma al terzo non c'è due senza tre, la mette dentro ancora Martinez. Cala il poker Martinez che lì davanti è davvero un rapace d'area e porta il Breganze a un punteggio di 7-2. Riparte dal bollino di centrocampo per la settima volta Sandrigo. Pozzato prova a girarsi. Si gira bene, non trova la porta. Il numero 5 bianco-azzurro. Ancora Breganze con Muglia in velocità sulla fascia. Gira dietro porta. Ricomincia per Mattia Cocco. Martinez. Ancora per Micias. Ancora Cocco, guarda là davanti se c'è un varco, preferisce gestire un po' la situazione per Martinez. Ancora Muglia. Sandrigo che pressa un po' più alto.
Martinez ancora per il Breganze. Poi c'è il blocco lì di Muglia, può entrare Eloy Michels, poi si ferma, cerca la conclusione, però favorisce il contropiede. Grande mamma mia, qui Sgaria fuori 3 metri dalla sua porta. Uscita sicura di Sgaria che dice di no ancora una volta. Martinez intanto, ma dal Zoto rispostona per il Sandrigo. Partita infuocata in questo secondo tempo. Ritmi decisamente aumentati. Ancora Martinez finisce giù intanto in mezzo all'area con il numero 3. Entra Andrea Dalla Valle per il Breganze. Intanto Muglia trova un grandissimo gol. E c'è il numero Zotto sul primo palo. E il numero di Muglia che poi va a festeggiare sotto la sua curva. Samuele Muglia. Samuelone Muglia lì, la fascetta terribile. Trova l'ottava rete. Si beve la difesa del Sandrigo e trova l'ottava rete per il Breganze. Samuele Muglia. Sandrigo che riparte con Clodelli. 12 minuti e 51 ancora da giocare. Il Breganze avanti 8-2. Ancora Clodelli intanto in mezzo. Sbaglia un po' il controllo Clodelli per Cacau. Cerca ancora in mezzo Clodelli. Niente di fatto. Ancora palla del Sandrigo. Clodelli finisce giù intanto. Cacau prova alza e schiaccia dietro porta. Non si fa trovare impreparato Sgaria. Ancora Muglia. Tanto Bruno Mir che ha buttato nella mischia il giovane Andrea Dalla Valle. Ancora Martinez, scarica su Muglia che cerca Dalla Valle, lo va a chiamare per il passaggio. Bello il mezzo blocco qui. Finisce a terra Muglia. Squadra. Aveva trovato un bel numero schiacciando a terra la pallina e poi era riuscito a saltare l'avversario. Palla di squadra sono 3 a carico di Sandrigo, 2 solo a carico di Breganze, che la dice lunga sulla correttezza della partita, Leo. Sì, una partita molto corretta da entrambe le parti. Entrato intanto anche con il numero 4 per il Breganze, un altro giovanissimo, Guido Sgaria. Buono la conclusione subito di Muglia. Riparte Sandrigo con Poletto. Cerca qualcuno là davanti, marcato molto stretto Cacau, non riesce a intercettare la pallina. Dietro porta Cacau. Ancora il centro, ma capisce tutto Sgaria. Buona l'idea di Muglia per Cocco. Dice di no Gasparotto. Riparte Cacau intanto per il Sandrigo. Un altro contropiede. Ci prova lei in mezzo. Che mello che per anticipo Gasparotto. Lì di Bruno Sgaria con la stecca, subito Muglia dall'altra parte, numero retroport, dietro, stecca dietro. Sì, bella riuscita di Sgaria, ha capito tutto. Adesso l'esperienza di Mattia Cocco con i 2 giovani qui, Sgaria e Dalla Valle. E Samuele Muglia. Ancora Sandrigo, Poletto, fa tutto lui. Recupera anche palla, poi la perde lì in area, la recupera ancora. Caparbia azione di Poletto. Bella l'azione di Poletto, era riuscito in un bel gancio là davanti per sorprendere Sgaria. Ancora Gasparotto, prova in mezzo, palla che finisce però alta. Recupera Chemello, sempre per il Sandrigo. Cacau dice di no Muglia. Ancora palla del Sandrigo. Adesso è gioco forza che Sandrigo prenda un pochino più in mano le redini del gioco. Gioca con 2 giovani dentro, Bruno Mir, Diego Mir. Deve andare al tiro Sandrigo. Finiscono i 45 secondi. Time out proprio per Mister Mir, chiamato dal Breganze. Vediamo se abbiamo i primi tempi delle altre partite che stanno disputando in
Serie A, Lodi 3, UVP 1, l'UVP Bassano. Il Forte dei Marmi è in vantaggio 2-1 a Trissino. Sarzana che è in vantaggio 5-3 sul Monza al vecchio mercato, mentre al Palabarsacchi Viareggio avanti 4-1 sul Follonica nel derbone qui toscano. Scandiano 3, Valdagno 4, questa ci piace, ma attenzione, la partita è ancora lunghissima. E nella sfida diretta, nell'altro scontro diretto per la salvezza, Tiene e Vercelli sono sul 2-2, tutta ancora da giocare questa 12ª giornata. Squadra che intanto stanno rientrando in campo. Qui noi siamo a commentare questo derby. 8-2 Breganze, che tiene in campo Dalla Valle e Sgaria. Riparte il Breganze con Dalla Valle a battere la punizione per Mattia Cocco. Mattia Cocco là davanti per Samuele Muglia. Sandrigo sembra ripartito con qualcosa in più. Fallo intanto fischiato ai danni del Sandrigo dall'angolo basso. Canonico dice che si può giocare. Samuele Muglia fuori per Mattia Cocco. Cerca un'accompagnata a mezza altezza capitano rossonero. Breganze sembra che lì davanti possa fare un po' il suo gioco. Ancora Sandrigo con Poletto, prova il tiro dalla distanza, molto pericoloso Sandrigo con questi tiri dalla distanza e poi deviazioni al centro. Non ha trovato la porta la botta di Poletto. Cocco largo, deve girare retroporta, Cacao su di lui. Samuele Muglia va a incrociare, recupera palla proprio Cacao che riparte velocissimo, cerca subito la conclusione. Gasparotto, poi Poletto, ancora lui, pallina che si infila dietro alle balaustre e poi rientra in campo Bruno Sgaria a dire qualcosa ai suoi, perché è un po' troppo libero al tiro qui Poletto. Buon passaggio in mezzo di Sgaria per Dalla Valle. Riparte ancora il Sandrigo con il numero 7 Chemello, prova a cercare al centro Cacao. Gasparotto ancora per Cacao, prova Chemello, il tiro un po' sporcato. Stecca bassa di Bruno Sgaria a rimediare. Parte Mattia Cocco. Dietro porta Mattia Cocco a cercare fuori Sgaria. Diego Mir che insiste a tenere in campo e dare minutaggio proprio a Sgaria e Dalla Valle. Bello vedere in campo questi giovanissimi del Breganze. Ancora Muglia, largo per Dalla Valle, prova a liberarsi, trova però Gasparotto. Ancora palla del Breganze con Samuele Muglia. Deve Dietro andare a porta. tirare a Breganze. Prova l'alza e schiaccia dietro porta a Muglia. Niente da fare, riparte Sandrigo con Cacao, Gasparotto. Ancora dietro per Cacao, cerca qualcuno in mezzo. Sbaglia un po' l'appoggio qui Cacao, che si è speso tantissimo in questo incontro finora. Cerca la palla dentro, Sgaria a uscire dietro la porta del fratellone. Attenzione all'errore in disimpegno proprio di Sgaria. Poletto, niente da fare, proprio Sgaria allunga i gambali subito dall'altra parte Breganze. Rispostona di Sgaria, riparte intanto Breganze con Muglia che prova il tiro. Deviato palo, vediamo, palla che non entra comunque. Ancora Muglia, si ferma retroporta. Occasionissima di Dalla Valle. Esce intanto il capitano del Breganze Mattia Cocco, entra il numero 21 Gerard Texido.
Quindi un po' di riposo per il capitano rossonero. Dicevamo prima sui risultati del primo tempo. Lodi che avanti 3-2 sull'UVP, quindi a corte le distanze la formazione bassanese. Trissino e Forte dei Marmi sul 2-2. Sarzana avanti 5-3 sul Monza, Viareggio avanti 4-1 sul Follonica, Scandiano e Valdagno sul 4-4, Tiene e Vercelli sul 2-2. Partita si gioca qui vicino e interessa direttamente proprio il Sandrigo. Scontro diretto, le formazioni lì in gioco sono appunto Vercelli, Sandrigo, Tiene, direi anche Bassano che si sta ben comportando. Torniamo in diretta intanto, Leo, sulla pista del Palaferrarin col Braganza avanti 8-2, deve gestire 6 minuti e 48 secondi di gioco. Parte Braganze con Muglia, prova subito una conclusione di prima. Niente da fare, pronta la difesa del Sandrigo, riparte intanto Bordignò in contropiede. Deviazione di Dalla Valle, azione sfumata per il Sandrigo, riparte con Federico Menin, fa il suo ingresso in campo in questa partita. Poletto e Bordignon a dialogare a centrocampo. Menin, ancora Bordignon, cerca qualcuno là davanti, marcato molto stretto Cacau. 2 contro 2, vediamo cosa succede. La mette un po' lì qui Muglia. Ancora Muglia dietro porta, largo per Texido, ancora Sgaria, un po' incerto il controllo per scarica su Dalla Valle al centro e grande gol di Dalla Valle. Mette il suo sigillo a questa partita, tanto per dire che Mir ha fatto bene a lasciarlo dentro. Gran pallina, fa sedere Dalzotto, gliela mette sopra lì. Bello. 5:48 da giocare. Bella azione delle Braganze, davvero una grande azione di squadra. 1-2 per poi trovare al centro Dalla Valle che finalizza e porta il suo Braganze al 9-2. Quindi 9-2 Braganze, rischio per Sandrigo di finire per la terza volta sotto in doppia cifra in questo campionato. Pallina che rimane lì, ancora Martinez al centro per Sgaria. Qui generosissimo Martinez, attenzione, c'è Dalzotto a terra. Probabilmente colpito lì nel contrasto Davoli e Martinez con Dalzotto. Vediamo cosa succede, conciliabolo lì, 5:23 da giocare. Sandrigo 9, scusate, Braganza 9, Sandrigo 2. Dalzotto intanto che va a cercare chiarimenti dagli arbitri. Canonico a parlare con la panchina, Dalzotto che si rimette in gabbia. Ancora Cacau, 2 su di lui. Ancora Poletto al centro per Cacau. Rischio qui per il Braganze, riparte Texido. Scusate, Martinez per Texido al centro Dalla Valle. Tutto solo lì davanti a Dalzotto. Lo tocca magari anche, non è considerato fallo. Dalla Valle che è riuscito a mettere il suo sigillo in questa partita. Tanto Martinez
c'è fallo, ci sarà cartellino blu, gli tira una steccata a mezza altezza sul bastone, c'è cartellino blu. Punizione di prima. È uscito Poletto. Si prende la responsabilità il numero 4, Guido Sgaria, giovanissimo del Breganze, a battere questa punizione di prima. Anche lui la sua opportunità contro Dalzotto. Tutto pronto, parte Sgaria contro Dalzotto, lo sfida sotto le gambe, grande numero di Sgaria che infila e trova il 10° gol per il Breganze. Qua siamo tutti, questo qui non è mica argentino, però gran numero. Gran numero anche per l'altro Sgaria in campo. Grandissimo gesto tecnico di Sgaria sotto le gambe, e quindi va in doppia cifra Breganze. Ancora contropiede Breganze con Sgaria messo giù da Bordignon. Da sottolineare 2 punizioni di prima, 2 gol per Breganze. Qui le opportunità vanno sempre gestite e c'è anche Andy Borgo in pista, questo proprio contento di vederlo in A1, proprio un ragazzino. Davvero Breganze può vantare una grande personalità rosa. Attenzione a Cacao contro Martinez, non trova la porta, l'errore in disimpegno. Ancora Martinez. Ancora Breganze può vantare una buona rosa di giovani. Andrea Borgo, anche lui fiducia da parte di Mir. Martinez. Tutto regolare per gli arbitri, riparte Texido. È caduto sullo slancio, probabilmente Martinez, stoppato all'ultimo. Ancora c'era Texido, ultimi 3 minuti e mezzo di questo derby. Adesso è solo kermesse per Breganze, avanti 10-2, quindi rientra Mattia Cocco e Sandrio che subisce il secondo doppia cifra consecutivo. Attenzione, va da solo, vediamo un po'. Ci sarà rigore per il Sandrigo. Davoli non ha dubbi, aveva provato Poletto 1 contro 1. Grande contropiede del Sandrigo, fermato poi da Mattia Cocco. Rigore Sandrigo, ci pensa Cacao contro Sgaria. Mamma, para Sgaria, dice di no ancora una volta, rispostona. Riparte Breganze con Mattia Cocco a centrocampo per Martinez. Un po' centrale la conclusione di Cacao, esce perfetto Sgaria sulla palla. Sì, davvero impeccabile Sgaria ancora una volta. Riparte intanto Cacao per Pozzato, occasione, viene fermato da Sgaria. Buono l'intervento. Ancora Borgo, gestisce bene la pallina, pressato in 2, si libera bene. Bravo, grande Borgo gesto qui. Di Borgo qui. Gli applausi del Pala Ferrarin per questa promessa breganzese. Cacao ancora contropiede per il Sandrigo. Si libera bene, però trova poi Martinez a dirgli di no. Dietro porta Cacao, pericolosissimo qui. Pallina che rimane un po' in area. Solo Cacao la spara sul fondo. Niente da fare. Un po' sbilanciato qui, stecca che resta piegata verso l'alto, palla sopra la traversa. Dall'altra parte subito Cocco. Capisce tutto Menin che riparte per Pozzato. Tutto solo. Pozzato fa fuori proprio Sgaria. Poi un po' Menin, prova lui. Aspettato un po' troppo forse Menin. Libera Bruno Sgaria, vediamo un po'. Bomba di Pozzato. Trova pronto però Sgaria. Riparte intanto dalla valle, fermato da Bordignon. C'è fallo, vediamo un po'. Fallo di squadra.
Palla che resta nelle stecche rossonere con Capitan Cocco a gestire proprio per Borgo. Ancora Cocco per Sgaria. Ancora Cocco. Cerca qualcuno al centro. Trova Dalla Valle. Si è fatto trovare pronto lì Dalla Valle. Bello l'assist dentro di Cocco. Intanto Cacao a ripartire. Ancora intervento di Sgaria contro Cacao. Che ha qualcosa da dire a Dalla Valle. Ancora Cocco. Dalla Valle solo, prova il tiro. Riparte Bordignon per il Sandrigo. Al centro per Cacao. Sbaglia. Pallina che finisce sulla parte esterna della porta. Ancora Cacao. Sgaria ancora una volta a dire di no. La manda sulla sua panchina. Adesso Mir urlano sia Mir che Bruno Sgaria, la difesa rossonera. Sgaria che è un po' chiamato a fare gli straordinari in questa fase. Ultimi 30 secondi di questo derby. Risposta decisa intanto di Sgaria. Ancora Sandrigo che tenta il tiro dalla distanza. Al centro per Cacao. Deve ricominciare. Bella il passaggio al centro di Cacao sotto le gambe per Pozzato. Pozzato che deve vedersela con Borgo. A doppia risposta. Qui Sgaria bravissimo. Fallo di squadra. Davvero seratona per Sgaria. Ultimi 5 secondi. La terrà lì Mattia Cocco. Finisce qui questo derby. L'abbiamo chiamato derby del Torcolato. Leo finisce con Breganze vincitore per 10-2. Una partita che ha avuto comunque il suo leitmotiv nella volontà del Sandrigo di portare a casa qualcosa. Finisce comunque in doppia cifra la formazione di Marchesini. Si complica un po' la vita nella lotta per la salvezza, però alla fine una bella partita, Leo. Sì, credo che il Breganze ha giocato una bellissima partita e credo che possa stare tra i big di questo campionato. Davvero un'ottima formazione. Nulla ha potuto il Sandrigo. Davvero una bella partita. Conquista 3 punti importanti la formazione di Antonello Turle per la definizione della griglia della Coppa Italia, della Final 8 che si giocherà a Trissino. Vi ribadiamo il risultato: Breganze batte Sandrigo 10-2 con le riprese di Marian Munteanu, la voce di Leonardo Darronco e Domenico Tomba. Un grazie a tutti e a risentirci a presto in diretta, penso dal nostro Palalido Aveldagno. Ciao a tutti. Chiamiamo i 2 allenatori qui sotto. Ah, ok. C'è Michele che fa le riprese, il nostro. Sentilo da lui.